Buondì cari amici di Maratona Veneta, la parola è ancora la parola marcà. Cosa vuol dire marcà? Marcà potrebbe essere il participio passato del verbo marcare, ma che ne parleremo un'altra volta. Ancora parleremo della parola marcà in del senso del posto dove che si va a compare robe. Confronti con altre lingue, tacchiamo con l'italiano. Mercato. In questo caso l'italiano è vicino a quello che è il latino. Per esempio in latino quello che fa il commercio, quello che vende e compra roba, era il mercator, quindi quello che appunto compra e vende cosa? La merce, no? In latino, merx. Di conseguenza, sta qua la serie raisa de base. Ma cos'è che fa il Veneto? Siccome che il Veneto è una lingua che viene dal latino, ma la si è andata avanti rispetto al latino, invece certe volte l'italiano resta pindrio e va a tenersi le robe del latino. E il Veneto, come altre lingue che dopo vedremo, è nato avanti. Cosa è che ha fatto? Intanto, i finai in atto, la maggioranza delle volte in Veneto si tronca via. Pensai anche a proprio la questione fonoesica, ma si basa anche sulla seccata anche sui participi passati, no? Quindi passato in Veneto diventa le passà, per esempio. Perfetto. Non che mercato, o che temo diventare marcà. Ma la roba interessante è la sta roba qua, è sbassamento della R in AR. Una E libera prima della R, la gala tendenza in Veneto a sbassarsi. Dunque, mercato in Veneto diventa marcà. Se è la sola lingua che la fa sta roba qua, se volete pensare all'inglese, avete così che non si mia così. Market. E al francese, marché, una roba a buon marcase, buon marché, no? Ecco, anche qua vedi l'inglese del solito, in questo caso qua non mi è verificato, ma credo di sì, e tante delle parole inglesi che somiglia al mondo, anzi, praticamente tutte le parole inglesi che insomiglia al mondo neolatino, le è passate tramite il francese. E il francese, come che vedi, ha tante volte delle caratteristiche fonologiche somiglianti al veneto. Perché? In del mondo delle lingue neolatine, il veneto e il francese, che le basato sul nord della Francia, e sono parlato di Parigi per capirsi, tra le due lingue più esposte al mondo germanico e di conseguenza se le lingue sì neolatine ma le più vicine sul confine con il mondo germanico. Ne parleremo ancora perché questa roba qua è fondamentale da capire, ma resta di fatto che in Veneto per andare a compare i capussi al mal di un co anche altre robe come una volta no, se va al marcà e di conseguenza capiamo che è la stessa parola che l'avendo imparata da altre lingue e anche in questo caso vediamo che il veneto, l'inglese e il francese, e l'inglese lo ha per colpa del francese, e ha dei passaggi fonologici somiglianti. Mica su tutte le parole, però sapere una lingua non vuol mica dire essere omologai, imitare un'altra lingua, ma ogni lingua la fa la cernisse i suoi strumenti e saper imparare le lingue vuol dire anche saper imparare questi vari strumenti in diverse maniere. Magari in Veneto a charle da 12 non ti serve mia, ma se te hai imparato a impararla magari su una variante particolare del Veneto, dopo magari te roba attaccati anche in spagnolo, o se no, in italiano sto sbassamento non è mia, però sta chiave da 11, ecco la che è in Veneto e la serve anche per il francese. Questa qua è la maniera forse più furba di ragionare sulle lingue e se sappiamo l'italiano perché andiamo a scuola o il portoghese per gli amici del Veneto brasiliani, per esempio, e dopo che abbiamo il Veneto marcà, o le si somiglia e ora le si fa impararle, o le si differenti e ora le imparemo per contrasto invece che per comparazione. In tutti i casi è una vittoria perché imparemo. Abbiamo fatto anche un po', la nostra maratona veneta la va avanti, siamo quasi a metà, al 48 su 100. Mi raccomando, maratona veneta, a se vediamo domani. Ciao ciao!